Chiamatela un po' come vi pare, ma questa pizza vi salverà la cena con gli amici. E non solo, vi farà fare un figurone. Gustosissima e anche scrocchiarella. Iniziamo dal porro. Dopo averlo tagliato a fettine sottili, lo mettiamo a rosolare nell'olio. E poi io ci aggiungo le spezie, curcuma, paprika e pepe rosa. Sfumiamo con il vino, lasciamo rosolare 10 minuti. Ed è già pronto. E visto che siamo di fretta, pasta per la pizza già pronta. Formaggio spalmabile come se non ci fosse un domani, salmone affumicato come se piovesse e visto che sono a dieta anche un po' di provola affumicata. Copriamo il tutto con i porri e poi non posso farmi mancare il mio amato pecorino. Adesso non ci resta che arrotolare. Una volta arrotolato, dividiamo l'impasto a metà, creando una specie di treccia. Mi raccomando, chiudete bene i lembi. Poi spennelliamo con il tuorlo d'uovo. Decoriamo a piacere e poi 35 minuti forno statico 180 gradi. E poi potete solo godere.